terra, andate a rivedere quello che è successo rispetto alle crisi, che non sono usciti dalla crisi, però quell'azione ha consentito poi alla fine l'arrivo degli investitori da parte di Piombino, a Livorno, qualcosa sta ripartendo rispetto anche alle acciaierie e a tutto un settore che era oggettivamente in crisi. Sono meccanismi che soprattutto degli investitori sono molto attenti prima di sbilanciarsi per andare a fare degli investimenti su alcuni territori che, come in questo caso, hanno anche delle difficoltà oggettive in termini logistiche nonostante le opportunità. È una potenzialità da sfruttare qualora ci sia bisogno quando termineranno gli ammortizzatori sociali, rispetto a tutto un tema che comunque per non lasciare mai le persone abbandonate, rispetto a quello che può fare il comune, l'unione dei comuni, rispetto ai lavori e alle redditività delle persone, all'integrazione al reddito rispetto agli ammortizzatori sociali. Sono tutti meccanismi che nelle prossime settimane poi tradurranno in positività rispetto alla difesa sociale delle persone, qualora si arrivasse a una fase di crisi definitiva. Per non arrivare, ovviamente questo può aiutare, per quello che poteva fare la Regione, e allo stesso tempo credo che comunque una soluzione che si disse anche l'altra volta, io rimango dell'idea che è giusto provare a fare un ulteriore bando, perché è sempre stato così, in tutti i bandi e in tutte le vendite, sia all'asta degli enti pubblici, sia delle aziende, mai nessuno si presenta alla prima asta perché c'è evidente l'aspettativa di comprendere qual è il movimento tra la prima e la seconda asta. Io ho vissuto anche nel mio comune situazioni complesse che superavano milioni di euro nelle aste e mai alla prima si vende niente o si cede, perché c'è questa diceria sul fatto che appunto si possa ridurre, si possa abbassare, e ora in effetti la complessità della fase della curatela non aiuta rispetto alla riduzione del prezzo, però il fatto stesso della dilazione è un meccanismo, è un passaggio ulteriore, c'è stato secondo me, e che non va nella direzione dell'affitto. Io personalmente, lo dico con grande franchezza, sono sempre uno che dice le cose che pensa, non credo che l'affitto sia la soluzione della risoluzione, se non soltanto temporanea. Il fatto stesso che l'investimento a scomputo, dilazionato a scomputo dell'investimento, è una soluzione di medio periodo lungo, quello è quello che bisogna pretendere, se no i lavoratori non avranno mai la certezza del fatto che il processo produttivo possa avere un investitore intenzionato ad investirci nel medio periodo, altrimenti viene qualcuno che ha soltanto interesse per breve periodo a fare cassa e a prendere il differenziale rispetto a un pagamento corrente ma non infrastrutturale. Quindi l'investimento deve essere infrastrutturale, la dilazione può consentire questo. Quindi il fatto che comunque ci sia stata la vostra pressione, la vostro metterci tutti intorno a un tavolo come istituzioni, come organizzazioni sindacali, ringrazio anche chi dei media riesce nel suo piccolo, un filmato, un video, una foto, un articolo sul giornale, una pressione che comunque arriva nelle stanze che contano, questo aiuta per far capire che qui che non si è abbandonato questa situazione. Ovvio che non saremo mai noi a fare gli investitori, io non nascondo che appunto è vero quando vi dicono che ci sono degli interessamenti e penso che contattino tutti noi nell'interessarsi a questa situazione, ci sono veramente, e credo che insomma dei piani industriali stanno emergendo, e l'auspicio è veramente, ovviamente da qui a luglio ci giochiamo molto, perché non credo che poi dopo di luglio, ma questo lo sanno anche gli investitori privati, poi non è detto che ci sia poi un altro bando, quindi la partita vera si gioca in questo mese, quindi noi facciamo bene a farci dimostrare uniti, e credo che insomma l'atteggiamento del sindacato sia un atteggiamento veramente positivo rispetto anche al modus in cui pone le questioni ovviamente rivendicative, come te ponevi, ma allo stesso tempo secondo me molto relazionale con le istituzioni, con chi di dovere, per far comprendere che insomma, per far trovare anche a chi magari guarda con titubanza ogni forma di investimento, anche con la possibilità di capire che ci sono organizzazioni sindacali disponibili a ragionare, non a determinare una logica di vertenza, no? Sulla quale poi credo che nessuno di noi si tirerà indietro rispetto a un accordo o alla possibilità, se c'è la voglia di investirci. Quindi qualcosa è successo in questo mese, io lo leggerei in termini positivi, nonostante ovviamente non siamo alla risoluzione del problema, però voi considerate che quando si è in stato di crisi gli investitori hanno delle opportunità ulteriori che rispetto per esempio al fatto stesso di avere il calore e quindi avere l'energia a un prezzo avvantaggiato, hanno ulteriori opportunità rispetto ai bandi di primo insediamento che la Regione e la Comunità Europea mettono. Quindi quello è un elemento importante, hanno delle possibilità di contrattare rispetto a delle uscite dei lavoratori, hanno opportunità di dare delle opportunità ai lavoratori, insomma tutta una serie di meccanismi che se non c'erano ovviamente era peggio e non era scontato rispetto ai numeri che avevamo. Quindi rispetto alla cassa integrazione, rispetto a quello che avevamo promesso l'altra volta, siamo riusciti in questo mese a portare questo piccolo risultato, però insomma è la dimostrazione che secondo me
si è riusciti a proseguire rispetto al lavoro che ci porta, insomma, diceva Fabrizio, lo condivido, a stare uniti rispetto a questa partita.